Sono da San Giovanni, sono il presidente della Tria di Marsuri da 18 anni circa, faccio l'allevatore, come vedete qua nella mia azienda, un'azienda normale, conferiamo il latte nella latteria 2 volte al giorno, mattina e sera, perché si sa che è migliore così. Abbiamo dei prodotti buoni, latticini, formaggio, montasio. In più abbiamo una ricotta che è qualcosa di buono, perché gli immigranti quando arrivano fanno la sfida per venire ad acquistare la ricotta. In latteria conferiamo 58 quintali di latte al giorno, di media annuale. Abbiamo un buon ricavato anche alla fine d'anno. Siamo in 13 soci, che dal 40 al 50 erano 350 soci. Oggi con 13 soci conferiamo più latte di quella volta, però è tutto cambiato e così speriamo che continui bene. Il nostro prodotto è richiesto e andiamo avanti, e ringraziamo anche i dipendenti che ci aiutano e si danno da fare per noi. Una volta pesato viene butta qua. Il latte viene versato e filtrato. Dopodiché attraverso una pompa viene trasferito in caldaia. Adesso stiamo riempiendo la caldaia, abbiamo già iniziato il riscaldamento del latte. Con questa lavorazione portiamo il latte a circa 40 gradi centigradi per fare un formaggio di consumarci dopo 20-30 giorni. Adesso stiamo aspettando i soci che finiscono di pesare il latte e vedremo fra poco uscire il latte da questa canna in acciaio. La candiera lì, finiamo la candiera lì prima. Tirane ancora un martello.
Questo è il caglio, adesso eseguiamo l'operazione di cagliatura della caldaia. Di solito si caglia per tradizione a segno di croce, in segno che le cose vadano bene. Adesso lasciamo mescolare un po' il latte in modo che il caglio si distribuisca uniformemente nella massa, dopodiché lasciamo riposare per circa 30 minuti. Ora siamo nel caseificio di Marsure di Aviano, uno dei pochi rimasti della zona. Io sono Eugenio e sono il responsabile di produzione e casaro di questo caseificio. Adesso cercherò di illustrare le fasi di lavorazione. Principalmente, diciamo, questa latteria ha una tradizione e il trasporto del latte viene effettuato come molti anni fa, perciò ogni socio si fa il trasporto del proprio latte, chi con la bicicletta, chi con l'auto, e i 2 o 3 allevatori più grossi hanno un furgone con cisterna. Una volta arrivato in latteria il latte viene scaricato, viene pesato, dopodiché viene messo in queste vasche in acciaio chiamate doppi fondi. Doppi fondi perché? Perché all'interno di questa caldaia c'è un vuoto dove passa il vapore per il riscaldamento del latte. Una volta messo in caldaia, il latte viene fatto un test, cioè un'acidità, per regolarsi nella lavorazione. A questo punto, diciamo, viene aggiunto del latte innesto ancora naturale, perché in questo caseificio facciamo ancora lavorazioni tradizionali, montaggio e latteria con innesti preparati in caseificio e non selezionati, acquistati da grosse multinazionali, come ormai nella maggior parte dei formaggi tradizionali. Una volta in caldaia viene riscaldato a una temperatura di 35 gradi. A questa temperatura viene messo dentro il caglio. Il caglio è un enzima ricavato ancora dagli stomaci dei lattanti. Diciamo, usiamo ancora questi prodotti anche se sono costosi per avere una tradizione nel prodotto. Attualmente in commercio ci sono i genetici, i chimici e altri prodotti che possono coagulare il latte, ma per la nostra lavorazione e per il processo di maturazione dobbiamo usare questo tipo di caglio. Una volta aggiunto il caglio, diciamo, facciamo sostare tutta la massa circa mezz'ora. A questo punto il latte cambia nome, si chiama cagliata. Questa cagliata viene rotta, diciamo, a pezzettini più uniformi possibili, diciamo in un tempo di 10 minuti. Per fare questa operazione adoperiamo questa specie di macchina che si chiama spino. Nella parte inferiore di questo motore che gira appendiamo un attrezzo che si chiama lira, che se vediamo è appeso al muro. Questo attrezzo girando fa sì che mi taglia la cagliata a pezzi uniformi. Noi la pezzatura della cagliata la facciamo in diversi modi. Può essere grossa, diciamo tipo noce come questa pasta, o a chicchi di riso. Dipende dal prodotto che vogliamo ottenere. Ad esempio oggi facciamo un latteria fresco e abbiamo una pezzatura piuttosto grossa. Per fare montaggio o latteria tradizionale per lunga stagionatura facciamo una pezzatura molto più fine a chicchi di riso. L'importante è ottenere sempre una cosa uniforme, in modo che ogni chicco avesse le stesse caratteristiche e lo stesso spurgo. Per spurgo si intende la fuoriuscita del siero, rimanendo la parte solida. Una volta ultimata questa fase di taglio, nel motore viene cambiata l'attrezzatura e viene messo su un'elica. Adesso ve la mostro come è fatta nel segreto. Questa è l'elica. Questa ha la funzione
di far continuare girare la massa e far uscire il siero dalla pasta. A questo punto in circa 30 minuti portiamo dalla temperatura di coagulo, cioè 35 gradi, a 45 gradi. A questo punto facciamo un altro test, come vi dicevo all'inizio, sul latte, adesso lo facciamo sul siero della pasta. Questo test si chiama acidità di titolazione, acidità SH, del suo inventore. Con questo test riusciamo a sapere quanto acido lattico, in base a una scala graduata, che c'è nel siero. Noi abbiamo messo del siero, questo è un preparato a base di soda e un colorante. Quando il campione vira, cioè mi cambia colore, sono arrivato alla mia segnalazione. E a questo punto io so, in base all'acido lattico, come sempre dalla scala graduata, se la lavorazione di questo formaggio ha avuto il suo cammino regolare, o può essere anche anomalo, o anche i tempi cambiarmi. Oggi possiamo dire che la lavorazione è normale come tutti i giorni. A questo punto, oltre a sapere, diciamo, l'acidità che mi trovo in caldaia, devo sentire anche con le mani lo spurgo della pasta, perché è molto importante per la consistenza della pasta che mi trovo poi nella forma del formaggio, per il sapore, per la stagionatura, se posso stagionare o no. Adesso stiamo aspettando per la levata del prodotto. Qui stiamo togliendo del siero solo per facilitare l'estrazione del formaggio. Diciamo, questi doppio fondi sono fatti in un sistema che ci possono piegare per facilitare sempre l'estrazione. Una cosa, i doppio fondi sono in rame perché? Perché il rame ha la proprietà di non far attaccare la pasta del formaggio. Attualmente si è scoperto il fatto che fra l'acciaio e il rame è solo un discorso di carica elettrica col prodotto che non fa attaccare. Fino adesso non si era mai riusciti a capire perché l'acciaio fa attaccare il prodotto e il rame no. Attualmente hanno scoperto che c'è una carica diversa elettrica, perciò uno respinge e l'altro invece attira. Scoperte fatte da poco.
Vabbè. Stiamo porzionando il formaggio. Cerchiamo di fare porzioni circa tutte uguali. Una volta porzionato viene messo in fasciera, che sarebbe una fasciera in alluminio regolabile per allargare o stringere la forma. Sopra la fasciera viene stesa una tela in lino che ha la proprietà di far uscire, una volta pressato, il siero dalla pasta. In lino perché è un prodotto molto resistente. Guarda come si tenere oggi. Adesso facciamo l'ultima pescata per vedere se non abbiamo dimenticato pasta dentro. Vieni. A questo punto pressiamo il formaggio. Questa operazione viene fatta per dare una formatura al prodotto e per far uscire ancora del siero.
questa prima fase il prodotto rimane in sosta sotto pressa circa 10 minuti. Dopo la prima pressatura adesso segue l'operazione di rivoltamento della forma. Perché viene eseguita questa? Viene eseguita perché l'umidità mi rimanga sempre bilanciata nella forma e per abbellimento delle facciate. E i numeri c'ha? Adesso no. Finita questa operazione il prodotto rimane in sosta sotto pressa 20 minuti. Dopodiché procediamo a questa operazione, ci spostiamo laggiù in fondo. Dopo che il prodotto ha sostato per circa 20 minuti sotto pressa, dopo la prima girata, adesso viene tolto la tela e dopodiché gli vengono messi i numeri di codice dell'azienda e data. Qua vediamo che abbiamo il codice CE, il nome del caseificio, mese e giorno. Qua regoliamo sull'ultima pressata la grandezza dello scalzo della forma e questa parte qui si chiama scalzo. A questo punto la lavorazione si può dire conclusa. Aspettiamo, diciamo che la pasta si asciughi, si pressi, dopodiché domani mattina viene trasportato tramite montacarichi nel piano sottostante in salina e viene messo in salamoia. Qui siamo nella fase di scrematura del siero. Il siero rimasto nella caldaia dopo l'estrazione della pasta viene fatto passare per questa macchina, si chiama scrematrice o separatore. Questa macchina ha una velocità di 6.000 giri, ha diversi strati forati e riesce a separare la parte grassa del siero, buttandolo all'esterno è fatto uscire, che sarebbe la panna. Questa panna viene domani pastorizzata e poi si fa la lavorazione del burro.
Abbiamo appena visto il burro, prodotto finito dalla lavorazione della panna ottenuta dalla scrematura del siero. Una volta eseguita questa operazione, la panna viene messa in stoccaggio a 4 gradi centigradi fino alla tabella di lavorazione che sussiste nel trasformare la panna in burro. Una volta stoccata la panna, diciamo, il giorno stabilito viene messa in questo serbatoio chiamata fermentiera. In questa fermentiera viene pastorizzata a 85-88 gradi per 15 minuti. Eseguita questa operazione viene raffreddata e stoccata in cella a 4 gradi centigradi. Il mattino seguente viene scaricata la panna attraverso una tubazione in questa macchina chiamata zangola. Questa macchina ha la funzione di sbattere la panna facendo separare la parte grassa dalla parte liquida. A un certo punto c'è un fenomeno che i grassi si accumulano e si libera dalla panna l'acqua. Perché avvenga questo fenomeno, la temperatura della panna deve essere costante a circa 11 gradi, altrimenti può succedere a temperature molto più fredde che la panna si monti. Una volta raggiunta la zangolatura, vengono fatti dei lavaggi al burro per eliminare delle impurità. Qui possiamo vedere il prodotto finito una volta fatto questi procedimenti. A questo punto si procede alla porzionatura, incartamento, alla confezione del burro. Katarina, oh, oh, oh. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. See, 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 see. Katarina, oh, 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 oh. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Katarina, ha, ha, ha. Just how long is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katarina, Katarina, oh, oh, oh. When we kiss, pretty miss, I'm in ecstasy. Katarina. Stiamo eseguendo la lavorazione della mozzarella, un formaggio a pasta filata. Adesso aggiungiamo dell'acqua calda per fare filare la cagliata. Come stiamo vedendo, la pasta sta iniziando a filare avendo aggiunto dell'acqua calda. Ricordiamo, perché la pasta fili, all'interno della pasta bisogna raggiungere una temperatura di 65 gradi centigradi. Per ottenere questa temperatura in pasta devo lavorare con acqua a 85 gradi. Per una comodità usiamo salare l'acqua per ottenere la mozzarella salata. Per ottenere questa pasta in filatura uso del latte pastorizzato cagliato a 35 gradi aggiungendo dell'acido citrico per far precipitare il calcio. Perché? Perché la pasta nel latte, diciamo, c'è un contenuto di calcio. Finché questo non mi precipita con un'acidità naturale o aggiungendo dei correttori di acidità, la pasta non filerebbe. Una volta cagliato a 35 gradi, la cagliata viene lasciata riposare 15-20 minuti, dopodiché subisce una prima rottura a noce con piccolo spurgo.
lasciata riposare per circa 30 minuti in modo che mi esca più siero possibile della pasta, limitando la mia lavorazione. Una volta raggiunta questo procedimento, la pasta viene tagliata a pezzettini. Perché? Perché subisce un effetto del calore più immediato. È messa in un recipiente con l'aggiunta dell'acqua e adesso passiamo in filatura. Come si vede abbiamo già una buona filatura. Tanto più elastica è la pasta, molto migliore sarà il prodotto finale. Adesso iniziamo la porzionatura in trecce e in bocconcini. Le trecce è un prodotto che rimane molto più morbido, avendo meno pressione la pasta per eseguire la lavorazione. La ricotta. La ricotta è un sottoprodotto della lavorazione del formaggio. Nel latte sono contenute 3 proteine principali: la caseina, la globulina e l'albumina. La caseina è quella proteina che mi rimane nel coagulo del latte, mentre l'albumina e la globulina, in una percentuale dello 0,8% circa nel latte, mi rimane legata al siero. Per poter usufruire di queste 2 proteine, che altrimenti mi andrebbero perse o nell'alimentazione dei maiali, è nata la ricotta. Come è nata la ricotta? La ricotta, un cenno storico, si dice che sia stato Sant'Ermarcora. Un giorno stava pellegrinando, si è fermato in una casera di pastori, poveri anche loro, avevano già fatto il formaggio e non avevano più niente da mangiare. Allora Sant'Ermarcora ha detto: mettiamo su il siero, diamo un'altra scaldata, e portando a una temperatura di 85-90 gradi sono salite queste proteine, l'albumina e la globulina, e è nata il nome ricotta. Ricotta perché cotta 2 volte, ricotta. Per fare una buona ricotta dobbiamo usare il siero più dolce possibile. Per questo, dal formaggio, nella rottura della cagliata, togliamo il siero. Adesso noi fermiamo la lavorazione, lasciamo riposare la pasta in modo che mi precipiti e sopra possiamo togliere il siero.
temperatura di 75 gradi immettiamo nel siero per la ricotta del latte per avere una consistenza nella ricotta. Come dicevo, immettiamo nel latte della ricotta per avere sempre una costanza del prodotto. La ricotta si potrebbe fare anche senza aggiungere del latte, solo che non avremo mai un prodotto costante, perché a temperature elevate, in base all'acidità del siero, le due proteine precipitano, però non sempre alla stessa temperatura. A questo punto portiamo il siero a una temperatura di 85 gradi. Giunta la temperatura di 80 gradi, viene immesso del sale per dare del sapore alla ricotta. A 85 gradi, come vedremo fra poco, nella ricotta viene aggiunto una soluzione di acido citrico oppure acetico e un aiuto per far precipitare queste proteine. In passato si usava il cosiddetto sal de canal, solo che attualmente non è più consentito dalla legge. Adesso aggiungiamo il sale. Cambiamo anche il sistema di riscaldamento, mentre prima si riscaldava nel doppio fondo, adesso funziona con l'emissione di vapore diretto in modo di far girare meglio il siero. È molto importante che la soluzione acida che noi mettiamo venga distribuita molto uniformemente e nel minor tempo possibile. Come si vede, i fiocchi di ricotta stanno salendo. Adesso lasciamo riposare una decina di minuti per dare la possibilità a tutti i fiocchi di salire in superficie. Dopodiché procederemo all'estrazione. Adesso stiamo estraendo la ricotta
che è il fiore all'occhiello della latteria di Marsure. È un prodotto molto buono, delicato. Abbiamo una vendita dei punti vendita da Spilimbergo fino a Oderzo, perciò abbiamo un buon vanto nella Pedemontana per la qualità del prodotto. È molto rinomata anche dei nostri migranti che appena rientrano a Marsure vengono in latteria ad acquistarsi una ricotta per ricordarsi qualcosa del passato. Una volta fatta questa operazione, finita l'estrazione, viene portata in frigo a 4 gradi, dopodiché viene lasciata riposare per 24 ore in modo che tutto il siero che rimane dentro nella ricotta mi fuoriesca. Domani mattina viene confezionata nella sua carta e portata alla distribuzione. Ci troviamo nella parte sottostante la sala lavorazione e siamo nel salatoio. In questa stanza, diciamo, avviene la salatura del formaggio. Abbiamo 2 vasche abbastanza, diciamo, non antiche, ma diciamo fatte parecchi anni fa in cemento. Ne abbiamo 2 e una in acciaio. Nelle vasche in cemento le usiamo per mettere i formaggi a pasta dura. Per pasta dura si intende quel formaggio, come spiegavo in sala lavorazione, una lavorazione molto più sottile e spurgato molto. Per questo fattore viene lasciato alla stagionatura. Qui possiamo vedere la latteria tradizionale che facciamo a Marsure e il montasio, formaggio caratteristico della nostra regione. Questa salamoia, così viene chiamata, è una soluzione di acqua pastorizzata e del sale, a una densità di circa 20-21 gradi Baum. Occhio e croce, per semplificare, possiamo dire che ogni ettolitro di acqua contiene sui 20 kg di sale. Il formaggio a pasta dura tradizionale, montaggio e latteria di Marsure, viene lasciato 48 ore in salina, mentre il latteria fresco lo lasciamo 12 ore solo. Perché? Perché essendo una lavorazione molto più grossa, lo scambio, cioè entra sale nella pasta e mi esce siero, è molto più veloce se il formaggio è molto più umido. Una volta trascorse le 12 ore, diciamo, il formaggio viene tolto e messo ad asciugare nei carrelli. E forse una cosa che non ho detto, rimane il formaggio una volta messo nella formatura, cioè nelle fasciere, viene lasciato riposare circa 20 ore. Diciamo, da formaggio fatto oggi viene messo in sala mattina. Una volta messo ad asciugare sui carrelli, lo lasciamo ad asciugare sui 2-3 giorni, poi dipende lo spazio che abbiamo anche in magazzino. A questo punto, diciamo, viene sempre girato un giorno sì, un giorno no, in modo che l'asciugatura venga molto regolare, anche perché l'umidità all'interno della pasta mi rimanga bilanciata girando. Una volta finita l'asciugatura viene spostato nei magazzini di stagionatura. Nella forma mettiamo dei dati per l'identificazione del prodotto. Qui abbiamo il marchio CE, entrato in vigore del 97, che sta a indicare che questo caseificio è a norme CE e può produrre e vendere. Il 2 si mette per il numero della caldaia, perché ogni caldaia, come dicevo prima, ha una lavorazione diversa. In base ai dati in sala lavorazione, poi noi in magazzino sappiamo la destinazione del prodotto. Qui mettiamo la data, mese e il nome della latteria. Questo è latteria tradizionale. Mentre per il montasio, stesso discorso, marchio CE, data e codice di identificazione del caseificio.
è una cosa che mi ero dimenticato, questo ambiente, cioè la salina, viene mantenuta sempre a una temperatura sui 9 gradi centigradi. Questo per avere, diciamo, per non avere problemi di gonfiore, che è il problema principale, diciamo, del prodotto che lavoriamo. Lavorando come una volta ancora prodotti a latte crudo, mentre se pastorizziamo il latte possiamo avere meno problemi di lavorazione, ma per mantenere una certa tradizione e un gusto manteniamo queste temperature. Qui possiamo vedere anche altri due prodotti che facciamo. Questo è un tipo malga fatte con latte magro, visto che il consumatore richiede sempre prodotti a pasta magra, facciamo anche questo. Poi facciamo anche un altro tipo, un tipo pressato asiago, un gusto molto più dolce e vedo che il consumatore lo richiede. Siamo nel magazzino di stagionatura, sempre sottostanti alla sala della lavorazione. Qui, come potete vedere, stagioniamo il formaggio, lo portiamo dai 2-3 mesi fino ai 2 anni. Come vedete, queste forme sono di marzo 99, cioè 2 anni, e per conservarlo il prodotto in stato molto buono viene pulito e viene unto. È girato ogni 15 giorni, a differenza di quello fresco che viene girato un giorno sì, un giorno no. Perché? Perché raggiunta una certa maturazione, gran parte dell'acqua è uscita e non ha più i problemi dell'umidità in pasta. Queste sono delle provole affumicate. Diciamo mozzarella un po' asciutta, tipo mozzarella che si usa per mettere nella pizza, e affumicate. Il procedimento di affumicatura non è più come era fatto in origine, cioè con fumo, ma viene usato un liquido. Per fattori igienici si deve fare questo procedimento.